Ha chiesto di parlare il senatore Bagnai, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Solo un breve passaggio per sottolineare che l'aperto disprezzo che il Presidente del Consiglio dimostra per le istituzioni non ci stupisce, perché è parente stretto, ad esempio, di quel disprezzo che dimostrò per la cultura quando parlò di artisti che ci fanno divertire, come un monarca, come un sovrano del Medioevo. Forse considera anche noi dei giullari, ma lasciamo perdere. L'ultima volta l'ho presa un po' larga, questa volta me ne scuso, la prenderò larghissima e sarò anche un po' noiosetto, vi dirò delle cifre, perché occorrerà anche metterle agli atti queste cifre. La fine dell'anno, cui ci siamo ridotti con la legge di bilancio, mi sembra un'ottima occasione simbolica per tirare una riga. Parto dal 28 giugno 1914, quando Gavrilo Princip assassinò l'arciduca Francesco Ferdinando, con le conseguenze che ricorderete. Mi limito a dirvi un dettaglio: il PIL italiano quell'anno fece un tuffo del meno 5,4%. Ci vollero 10 anni perché il valore del 1913 venisse raggiunto e recuperato nel 1923, dopo aver toccato nel 1915 un minimo di 115 miliardi. In 10 anni recuperammo. Seconda puntata. In un afflato europeista, il 1° settembre del 1939 la Germania invase la Polonia, perseguendo a modo suo, che nel frattempo è cambiato nelle forme ma non nella sostanza, come vedremo, l'obiettivo di una unificazione del continente a suo uso e consumo. Quello che accadde dopo ce lo ricordiamo tutti, anche qui mi limito a un dettaglio. Il PIL italiano nel 1939 crebbe di un gagliardo 6,3%, ma poi le cose cambiarono per ovvi motivi e si giunse a un minimo di 107 miliardi nel 1945, quasi la metà. Anche in questo caso, però, bastarono 10 anni per raggiungere e superare il livello di partenza, nel 1949, quando il PIL italiano arrivò a 201 miliardi. E ci avviciniamo ad oggi. Nel 2007 scoppia negli Stati Uniti quella crisi finanziaria che poi raggiunse la sua fase acuta, come ricordiamo, il 15 settembre del 2008, quando la Lehman Brothers portò i libri in tribunale. Nel 2007 il nostro PIL era di 1.795 miliardi e qui però devo deludere i miei amici progressisti, quelli che a scuola, quando la professoressa spiegava Leopardi, erano un po' distratti. Nonostante le magnifiche sorti e progressive, questa volta 10 anni non sono bastati per recuperare. Nel 2017 eravamo ancora del 5% sotto il livello del 2007, a 1.704 miliardi. E 12 anni dopo, nel 2019, l'anno scorso, un anno che, guardato con gli occhi di oggi, ci sembra quasi normale, eravamo ancora sotto del 4%, a 1.726 miliardi. Quanto ci sarebbe voluto nel 2019 a tornare al livello pre-crisi? Al tasso medio di crescita che l'Italia ha registrato fra il 1999 e il 2019, pari allo 0,45%, si sarebbe dovuto aspettare il 2028, cioè 21 anni, più del doppio di quanto era occorso per recuperare in occasione degli eventi bellici del XX secolo, per raggiungere e superare il livello pre-crisi del 97. E vengo al punto. Quando qui oggi qualcuno si intenerisce sui cosiddetti errori del passato, sull'austerità che, signora mia, fa tanto male alla crescita, la mia sensazione è che non sappia proprio di che cosa si sta parlando. Questi dati lo illustrano. Le regole europee hanno raddoppiato il nostro tempo di recupero, hanno raddoppiato le nostre crisi di qualsiasi natura, portandolo da 10 a 20 anni. E ora voi siete qui, ispirati naturalmente dal vostro ideologo, che già, come già ho avuto modo di dirvi, non è Karl Marx ma Alberto Sordi, a raccontarci che a me mi ha rovinato la malattia, a me mi ha bloccato la malattia. Sarà, però seguendovi nel vostro discorso, quello che ci ha bloccato la malattia non è il Covid, ma è dal 97 l'adozione del patto di stabilità e di crescita. Quindi è un'altra malattia, l'austerità europea, la governance economica europea, il semestre europeo. Sì, proprio quello stesso semestre che dovrà gestire i soldi del recovery. Come potrà andare a finire? Ecco, ora voi qui siete tutti costretti a dire quanto noi dicevamo nel 2012, cioè che l'austerità è un errore. La mia domanda è: c'era bisogno del Covid per accorgersene e quindi per sospendere le regole? E la risposta è nei dati che vi ho fornito ed è no. Chi voleva vederlo lo avrebbe già potuto vedere.
era già chiaro che qualcosa non andava, ma ragioniamo adesso sulle conseguenze del Covid, pro futuro. Le ultime previsioni della Banca d'Italia dicono che quest'anno faremo il meno 9%, un buco di 155 miliardi che ci porterà intorno a 1.571 miliardi, cioè torneremo ai valori precedenti alla malattia, perché nel 1998 il PIL italiano era più o meno lì, a 1.574 miliardi. E poi ci sarà il rimbalzo. Certo, il rimbalzo deve essere del 6%, oggi la Banca d'Italia lo quota al 3,5%, ma solo se non ci sarà una crisi finanziaria, se il commercio mondiale riprenderà, se. L'unico dato che abbiamo è la crescita media che riusciamo a fare con queste regole, lo 0,45%, e allo 0,45% l'anno dovremo aspettare il 2045 per rivedere il livello del PIL del 2007. 38 anni persi, quasi 2 generazioni. Questo è lo scenario più plausibile che ci aspetta. E voi direte: ma ora le regole sono sospese, ora abbiamo la pioggia di miliardi, una grande opportunità, fate presto. Mai sentita questa esortazione? Ecco. Ragioniamo sulla sospensione. Perché le regole venissero sospese non è bastato che danneggiassero il nostro Paese al punto di raddoppiare la durata della sua crisi. È dovuto succedere qualcosa che oltre a noi mettesse in difficoltà la potenza egemone, quella stessa potenza che le regole, i trattati, i contratti li applica e disapplica a suo piacimento, nella vostra indifferenza. Voi intanto avete alimentato coi vostri intellettuali, e prego naturalmente gli stenografi di virgolettare questo termine, e coi vostri media, una narrazione abietta che colpevolizzava il popolo italiano per un fallimento che altro non era che la leale adesione a regole assurde, di cui voi oggi dovete riconoscere l'assurdità. E gli altri intanto come si regolavano? Vi faccio un esempio. Quando la Germania a giugno di quest'anno ha deciso di procedere indennizzando i costi fissi delle imprese, non ha chiesto permessi. L'autorizzazione europea è arrivata dopo, a ottobre, con la 4ª modifica del quadro temporaneo di aiuti. Ma intanto il governo tedesco aveva agito. Noi non lo critichiamo per questo, sareste voi a doverlo fare. Voi che siete così babbalei da credere all'Europa della solidarietà, voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia deprecabile perché il bene del tutto per voi giustifica sempre il male delle parti, che sia la Grecia o che sia, peggio ancora, la vostra parte, l'Italia. Vi faccio un altro esempio. Avete letto l'allegato alla COM 2020 4192, la decisione della Commissione che stabilisce la strategia vaccinale europea? L'articolo 7, rubricato obbligo di non negoziare separatamente, recita: firmando questo accordo, gli Stati membri confermano la loro partecipazione alla procedura e acconsentano a non lanciare procedure nazionali per anticipare l'acquisto di vaccini dagli stessi produttori. A occhio, è esattamente quello che la Germania non ha fatto, secondo concordi fonti di stampa. E anche per questo noi non diamo torto alla Germania. Diamo torto a chi ciancia di Europa cambiata, di grande prova di solidarietà, senza voler affrontare il nodo della questione, che non è quello della sospensione, ma quello del totale ripensamento delle regole. Ed è tutto qui, in questa storia di ordinaria subalternità, il motivo per cui gli italiani che noi ci onoriamo di rappresentare non hanno fiducia in voi, per il vostro rifiuto di confrontarvi con la realtà, per la vostra incapacità di rivendicare pari dignità per il nostro Paese, per l'aperto disprezzo che avete dimostrato verso di loro, verso gli italiani. Anziché parlare di miliardi che in gran parte non ci sono e che se ci saranno dovranno comunque essere restituiti, dopo essere stati gestiti secondo le regole che hanno distrutto la nostra economia, anziché ringhiare come cani attorno a un osso per spartirvi il prestito che arriverà, lasciando chiudere le aziende e fallire le imprese che poi dovranno ripagarlo, cosa che voi ben vi guardate dal dire, dovreste porvi qui e in Europa l'unica domanda che abbia senso porsi oggi, l'unica domanda urgente: come cambiare la governance economica europea e cosa fare se questo dovesse rivelarsi impossibile. Ma questa operazione di verità vi è preclusa per motivi non etici ma etologici. Voi preferite continuare a tirare a campare di rinvio in rinvio. Meglio un sussidio domani che la dignità oggi. Questa è la cifra della vostra politica. Ed è per questo che il gruppo a cui mi onoro di appartenere vi nega oggi e vi negherà finché non cambierete atteggiamento la sua fiducia. Grazie Presidente.